Qui, dov'è la cattedrale di San Giovanni, la storia comincia con i Vespri siciliani, nel XIII secolo, quando Pietro d'Aragona unifica le contee di Modica e Ragusa in quest'angolo dell'isola più a sud di Tunisi. Ricostruita dopo il terremoto del 1693, Ragusa assume le caratteristiche che vediamo oggi, concentrate nel borgo antico Ibla, distante solo 750 scalini dalla città. Dal 1926 è la provincia più a sud d'Italia, la provincia siciliana più giovane e piccola, con i suoi soli 12 comuni e 60.000 persone in tutto. Ma solo qui si concentrano 18 tesori che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità. Ragusa è uno scrigno barocco. Non riusciamo a farveli vedere tutti, ma proviamo a descrivere un itinerario ideale che incrocia la storia e le forme di questo territorio, ormai anche patrimonio storico del cinema. Fate attenzione, qualcuna di queste scene l'avrete sicuramente già vista sullo sfondo delle storie di un certo commissario Montalbano. A Ibla siamo arrivati accanto al Duomo di San Giorgio. L'incontro tra il gotico e il barocco è davvero un festival surreale e sorprendente. Intorno, lungo i calanchi e i burroni che crepano l'altipiano ibleo, le case e i fichi d'India sembrano sostenersi a vicenda per non cadere. Lasciamo Ibla e passiamo tra i mandorli, i peschi, gli ulivi e i carrubi delle antiche masserie, tra i muretti a secco che ricamano la campagna e incorniciano le strade, dove è facile incontrare altri viaggiatori. Fino ad arrivare a Modica, arrampicata tra i costoni, le cave, come si chiamano qui, che fanno di una passeggiata panoramica un evento spettacolare.
Modica ha sempre condiviso con il capoluogo il centro civile delle contee normanne, in continua alternanza tra loro, dal 300 fino all'800. Oggi Modica barocca vuol dire anche cioccolata, un alimento esotico e un prodotto d'eccellenza ancora lavorato da diversi e storici laboratori artigiani, come questo. Il sapore più morbido è dovuto alla base di farina di carrube, che segna la tradizione del gusto ragusano, composto da aromi del mare e della collina, come ci mostra uno dei più noti e innovativi chef siciliani. Allora, il piatto che andiamo a preparare è il couscous di seppia al nero con una zuppetta di frutti di mare. Quindi mettiamo la semola di grano duro, quindi il couscous, il ragù di seppie con il suo nero, facciamo scaldare e adesso andiamo ad aggiungere pesto di alghe, in questo caso abbiamo messo lattuga di mare, facciamo scaldare. Il couscous si è colorato totalmente di nero, quindi in questo caso abbiamo ottenuto il finto caviale. Adesso mettiamo un filo d'olio, quindi il couscous che si trasforma in caviale. Mettiamo questa formina. Andiamo a mettere anche la zuppetta di frutti di mare. Ok, le togliamo guarnire con dei cubetti di zucca gialla croccante, pomodorino ciliegino candito nel miele, un po' di miele allo zenzero, sale di Maldon. Questa è la schiumetta di acqua di ostriche e latte di mandorla, un filino di erba cipollina, ancora un filino d'olio e il nostro piatto è pronto. A me mi affascina tantissimo vedere anche il livello panoramico l'Etna innevato da sopra, però con i piedi che sono bagnati dalla costa del Mar Ionio. Il vecchio ulivo sopravvissuto davanti alla chiesa ci riporta in campagna, sulla strada per Ispica. Sulla strada ci attira una dimora ottocentesca, trasformata in uno dei nuovi luoghi dell'ospitalità elegante. Era solo una seconda casa per i principi di Belmonte, che abitavano il grande palazzo laggiù, nel centro della cittadina. Dove il barocco incontra anche il Liberty e l'architettura funzionalista del Ventennio. Qui passiamo dall'Annunziata al Parco Forza,
un prezioso angolo di natura verde e di storia, protetto in un canyon segnato da antiche necropoli, una cava che arriva fino alla costa. E sulla costa c'è Pozzallo, porto commerciale e fermata sulla via di Malta, ma già attracco dei Saraceni, che vi hanno lasciato una serie di torri castello, ora non più abbandonate. Il casuale eclettismo urbano si concentra tra i pini, le magnolie, ed il mare. Sul mare, poco più giù di Scicli, troviamo la vecchia fornace Pisciotto, la Mannara, che sembra un rudere antico, ma è già archeologia industriale, oltre che luogo letterario e cinematografico. Come a Scicli, dove in pochi metri si stende uno scenario barocco da grande città d'arte, che sembra d'aver già visto e che vorresti rivedere ogni giorno. Poi ti accorgi che, infatti, l'hai già visto. È la Vigata del Montalbano di Camilleri. Il municipio, questo, è ormai chiamato il commissariato, dopo averne ospitato il set. Il mare di Scicli è a Donna Lucata, con le sue case estive del 6-700, che a loro volta hanno interpretato il ruolo del lungomare di Marinella, l'immaginario paese del commissario che ormai tutti conoscono. Quella che non s'è mai vista, invece, è la riserva naturale del fiume Irminio, una nicchia biologica dove non è strano fare incontri con esseri venuti da lontano. Ed ecco Punta Secca. Qui c'è Casa Montalbano, su una terrazza, accanto ad un'altra torre saracena,
e all'acqua limpida di un piccolo porto di pesca. Poco distanti, le rovine greche di Caucana, in un bosco di eucalipti. Che impressione fa vedere questi posti? Sembra primavera? Estate? Strano, ma queste sono scene d'inverno. Mentre non è così strana la luce di un tramonto mediterraneo, quasi africano, che sembra atlantico. Il sole torna presto su chilometri di serre da ortaggi, vigne, distese di pomodorini sempre in eccedenza che avanzano dappertutto. Tra antiche sepolture nel parco di Camarina. Dove troviamo un museo archeologico imperdibile, essenziale per capire la storia che è passata da queste parti e il paesaggio che l'ha raccolta. Prima che torni il brutto tempo, attraversiamo la grande riserva del Pino d'Aleppo. Forse dalla Siria l'hanno portato qui il vento, le navi, ma ormai qui è a casa sua, lungo il fiume che scende da Vittoria. Vittoria, che offre altri incroci di stili, templi religiosi e laici, ricci barocchi e linee tropicali in mezzo alle vigne del suo Cerasuolo. Vicino c'è Comiso, col suo castello aragonese, davanti ad una fontana che ricorda Gaudì. Quest'itinerario così breve, in mezzo all'ambiente incontaminato, sorprende se stesso al lago di Santa Rosalia, artificiale, in una grande cava che rappresenta ormai un'oasi preziosa per molte specie stanziali e di transito. Gli umani trovano qui un altro luogo di piacere, della vista e del gusto. A nord del lago, in cima alla provincia, il Barocco e il Liberty si alzano sui monti Iblei fino a Giarratana. Ai 1000 metri di Monterosso.
con scorci monumentali imprevedibili, da grande centro urbano. L'intrico dei muretti a secco riserva la sorpresa di strani profili. Un'aquila? Un condor? O un messaggio alle stelle? I muretti sono il risultato di un'abilità antica, sopravvissuta con stabilità ed efficienza, come mostra la loro sezione. Quest'arte del paesaggio non sembra perduta, per fortuna. Ed ecco Chiaramonte, il feudo originario della civiltà ragusana, ora centro dell'area più pregiata per l'oliva tonda Iblea e il suo olio extravergine, arrivato ai massimi livelli. Siamo a Chiaramonte Gulfi, sulle pendici orientali dei Monti Iblei. Abbiamo delle mole in pietra lavica che risalgono al III secolo d.C. Abbiamo olivi che raggiungono anche 700-800 anni di età, quindi quasi tutto olio da tonda Iblea. Adesso c'è un po' un rifiorire di frantoi e di produttori piccoli, grandi, con una ricaduta sul territorio. Questo filone oleario richiama anche tanti interessati, unito poi al vino e agli ottimi vini che si producono nella zona. Qui si concentrano un quantitativo impressionante, stiamo parlando di 20-25 aziende solo nella zona di Chiaramonte. In tutti gli Iblei saranno, non lo so, una quarantina di aziende, alcune microscopiche. Queste aziende hanno vinto praticamente tutti i premi internazionali. È probabile che la zona da qui a 10-15 anni, adesso potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, diventi una delle zone più importanti dal punto di vista turistico d'Europa, perché qui abbiamo veramente delle cose, una concentrazione di cose che difficilmente troviamo, e poi soprattutto la novità, no? Perché è un territorio relativamente poco conosciuto, quindi agricoltura, prodotti agricoli d'eccellenza, il barocco, queste città incredibili nell'interno, i panorami, il mare, il turismo è un bene preziosissimo, diventa il miglior sistema per propagandare la zona. Una provincia da visitare e scoprire, un mondo affascinante che percorrerete in tutti i suoi aspetti, una provincia ricca di storia, una provincia ricca di cultura, con centri barocchi che sono patrimonio dell'umanità e con una enogastronomia che sicuramente vi affascinerà. Tutto quello che avete visto, tutte le immagini che potete ammirare non sono niente a confronto di una visita invece nel nostro territorio che vi permetterà di scoprire gli odori, i sapori, la civiltà, l'ospitalità di una terra che sicuramente vi affascinerà. Alla fine del viaggio si svela l'apparizione più eccentrica, il castello di Donna Fugata, costruito nell'Ottocento con un accumulo di citazioni d'altre epoche, fin nel suo parco. E nel suo arredo integro.
Oltre 120 stanze, una diversa dall'altra, che non si possono raccontare senza venirci apposta, in cerca dei segni di due personaggi quasi di fantasia che ci hanno guidato in questo percorso, il Gattopardo e il commissario Montalbano. Entrambi sono stati qui. Molte storie qui dentro, molti personaggi, anche un vescovo che dormiva e sognava qui. Da qui al mare, di nuovo, manca poco. E ci vuole poco, molto poco, in tutti i sensi, per questo piccolo viaggio, barocco e liberty, tra i monti e il mare, su e giù per la provincia di Ragusa. Stavolta il sole ci ha aspettato per lasciarci con molte altre promesse.